Contributo dal Veneto per i veneti del Brasile. È lì, nel sud del grande paese sudamericano, che i nostri antenati sono arrivati alla fine del 1800 ed è lì che una delegazione porterà in questi giorni le offerte raccolte grazie alla Regione, al Comune di Selea, all'Associazione Trevisani nel Mondo e all'ASAC che riunisce i cori del Veneto. Siamo orgogliosi di poter portare via 30.000 euro che in Santa Caterina vuol dire moltiplicarlo per 3 per avere la stessa valenza anche come contributo e di poterlo destinare a quei comuni che hanno avuto i maggiori danni e a quelle famiglie di origine veneta che sono state individuate e che completeremo proprio lunedì 7 settembre. Tra le promotrici dell'iniziativa anche Roberta Sartorato, oggi residente a Silea, il cui nonno partì 111 anni fa da Santa Maria di Sala, alla volta del Brasile, in cerca di miglior fortuna. Sono di Santa Caterina anch'io, come ho vissuto un po' della catastrofe, ero giù in Brasile nell'occasione, mi ha fatto tante impressioni, mi ha fatto male al cuore perché volendo fa parte di me. E allora abbiamo iniziato con una comitiva qua a Silea, provare a aiutare queste persone che hanno sofferto tanto. La Regione Veneto ha in corso ben 4 progetti di cooperazione in Brasile, dove è numerosissima la presenza di veneti, e ha accolto la richiesta del governo di Santa Caterina per collaborare nella creazione di un vero sistema di protezione civile per evitare danni peggiori in una prossima occasione. Ho visto di persona esattamente cosa stava accadendo. Che ho saputo che mi hanno chiamato per fare questo piccolo comitato per organizzazione, ho aderito subito perché ho detto io più di me non potevo dire la verità.